Amici del futsal, buon pomeriggio e benvenuti al Palabombonera di Grosseto. Atlante Grosseto Mestre Fenice, match valevole per la 17ª giornata, quarta di ritorno del girone A di Serie A2 Elite. Buon divertimento. Atlante Grosseto in tenuta totalmente nera e ospiti invece in color oro e nero. Inizia l'incontro. In precedenza a contenere Yamul, ancora Vailati, Yamul fa passare la palla per Mesa, Mesa non riesce a superare il portiere Mestrino e guadagna un calcio d'angolo. (3-3) con Real Fabrica in casa, poi la vittoria 5-1 sempre in casa contro i Saints Milano, fuori casa 1-1 a Pordenone, e poi c'è la rete di Yamul. Zanotto adesso blocca la sfera, Zanotto fa ripartire la propria squadra, Ruzzene c'è la palla persa e sbaglia Toni, guadagna metri Toni, finta, non c'è spazio, trova comunque il modo di passare la sfera a Franciu che gliela restituisce, salta Cullani, Toni e c'è la conclusione di prima intenzione da parte di Gianneschi. Toni d'esterno destro lascia a Schettino, filtra il pallone, Franciu, spalle alla porta, Toni. Delizioso questo passaggio per Franciu, meno bella la conclusione. 12:18 sul cronometro. Franciu pescato molto bene da questo lancio di Jagubian. Cullani esce benissimo in dribbling, Cullani 3 contro 1 e c'è un intervento decisivo da parte di Jagubian. Cullani ancora lui, Cullani, conclusione non precisa, 20 grossetano, Petri all'indietro, poi il pallone in avanti per Capitan Mazzon, non riesce a controllare il pallone, Yamul e c'è un'altra parata importante di Zanotto. Punizione battuta, tiro potente da parte di Toni, c'è la deviazione, Maremmano, proprio Yamul intercetta il pallone, poi Toni contrastato da Vailati, la palla arriva a Jagubian che lancia di nuovo Toni poteva servire Yamul, invece ha tentato di sorprendere Zanotto, Vailati, Yamul, molto aggressive entrambe le squadre. Ruzzene affrontato positivamente da Schettino che poi all'improvviso è andato a concludere. Cullani, abbiamo detto più volte nel corso di questa diretta, Cullani molto importante fisicamente, moscoso, e c'è la parata doppia da parte di Jagubian che salta per la formazione di casa. Yamul in due tempi, la palla stava girando molto, aveva preso molto effetto, comunque Zanotto l'ha intercettata. Mesa, tiro rete, gol. Inizia la ripresa.
Ruzene, palla neutralizzata da Jagubian. Mesa, Jamul difende il pallone, poi tira, parata Fenice. Ruzene direttamente verso Jagubian che intercetta il pallone, 2 contro 1, Gagliani, e c'è il gol da parte di Gagliani. Jagubian, altro errore e rimedia al proprio errore. Jagubian si scusa, fischiato in questo secondo tempo, quindi conteggio dei falli è Grosseto 0, Mestre Fenice 1. Pineiro d'esterno al Schettino. Toni ruba palla, Toni, 2 contro 2, Jamul, Abui davanti a sé, Jamul sterza, tira, rete, pezzo di bravura da parte ospite. Mesa, Jamul, Franciu, Jamul, Mesa, Jamul, Mesa, assist di Toni, 4-1. Jagubian raccoglie il pallone, Zanotto, Ruzene, serve Petri, poteva fare meglio il numero 2 ospite. Fanno girare la sfera i giocatori di Mister Landi. Bui, Petri, Bailati, Mazzon, e c'è la conclusione proprio di Bui, pallone che esce fuori, pallone all'indietro di Franciu per Jamul. Mesa, Jamul, scambiano i due, passano secondi preziosi, 4:05 al termine. Jamul e a un passo dalla porta c'è il miracolo Olanda per portare a 5 le marcature. Bui, ancora Bui, resta con il portiere volante la formazione ospite, parata di Jagubian che Petri, Bailati, Mazzon, Petri, Gagliani, il suo sinistro è impreciso e poi Toni a porta vuota. Stava fischiato il sesto fallo, pronto Jamul contro Zanotto, Jamul sbaglia, Jamul lasciano scorrere il tempo che resta, triplice fischio, successo meritato per i ragazzi di Bernardo Landa.